Voglia non esiste e non si dice. E capita, mamma tua? Già ce l'hai detto un sacco di volte. Quando vogliamo una cosa, non diamo soggetto solamente a noi stessi. Se dice volesse, la letteralmente addolorata, con l'occhio che ne chianta. Ma volessi tornare a casa? Aprirà io vaglioncello. Torniamo a casa, già. Aveva in si dice che una persona, cara tra annunziata stia funzionando, e che creature, pure quelle più grosse, avevano cominciato a essere pigliate da voto. Ma quello non si fosse tirato mai concepito. A rimanere un figlio a rota fosse stata troppo una barbarità. Per dolorata che invece si era sbattuto come che. E per mi si spia, e più di verena, e riude girando per tutte parti, per trovare una buona famiglia, che ognuno poteva far crescere con me se non avesse potuto mai fare. Ognuno che incontrai, Marcello non affiorai all'uomo e alla femmina che la stavano annanzi. O sapeva già, come per un paio di settimane, aveva stato con certi parenti lasciare loro, e perciò chi non mi aveva per fare ancora più assai bravo. Marcello non picciai. Salutava mamma Camanella, potramente che ella si scostava, senza salutare mai, e scompariva rete colonne sole, appezzate in canna lo cielo. A casa nuova che l'aspettavano non stava manco tanto lontano dal quartiere, dove piccerilla era nata e cresciuta contenta. Solo che questa stipolata coppa, parecchie c'è un coppa. Le mie zanate era sfrunate tutte per dentro, azzeccate a centenari palazzielli e palazzoni, che givano torno a baia, come una milizia di gente armata, e a rose breve capri, come se fosse stato morire in petto. Appena l'accompagnavano fuori alla loggia, o vogliono corrette subito a s'affacciare. A pezzare gli occhi gli hanno trovato qualche faccia conosciuta. Bezzai a capo in mezzo a due sbarre ranforiate, ma arrivai solo a vedere un mattone di costruzione, che si ammacchiavano tutto mare loro. Che lo mare più all'aca, mo Marcello teneva in mente per la prima volta, non si era mai scustato come tanto, e mai più come tanto, stesse che lo mare la sarebbe paruto così a manese. La pallava zai sciaffonai i raccia rinte, poi Marcello lo va in manella vicino a sbarre fredde come un ghiaccio, e si faceva rete. Si era reputato tempo.